Nessuna decisione della Giunta per nuove moschee a Treviso, assolutamente una notizia infondata senza senso. Così per chiarire subito lo stato delle cose, anche perché alcune informazioni di stampa lasciavano presagire il progetto di apertura di una moschea a Treviso e in città la reazione oggi era questa. Penso che dovrebbero pensarci bene su, perché ognuno abbiamo la nostra religione, ma con tutto questo quello che sta succedendo è meglio andare cauti. Sono contrario. Perché? Perché sostanzialmente bisognerebbe chiedere ai musulmani se dobbiamo aprire una chiesa dalle loro parti cosa ne pensano. Sono favorevole perché vengano rispettate le nostre culture principalmente. Qualcuno ci crede dunque tanto che anche la comunità islamica, dopo aver avanzato più volte la richiesta di luoghi di culto, commenta. È una buona opportunità, dimostra un rapporto di civiltà e di convivenza. Comunque noi nel futuro siamo sempre più persone. Però che siano cose fatte bene, insomma, no? Ci deve essere qualcuno che sorveglia e che non sia un covo invece. Ma a dire il vero, commentano da Casugana, si tratta del solo recepimento di una legge regionale che ancora risale al 2004, regione che di certo non sponsorizza una moschea in ogni provincia. Ma non c'è alcuna decisione di aperture di nuove aree di culto, anzi con l'applicazione di queste norme c'è una regolamentazione più chiara e tranquilla sull'uso e sulla destinazione degli immobili, quindi molto rumore per nulla assolutamente.